Apparentemente nulla è cambiato in testa alla classifica del campionato interregionale di calcio, ma è fuori dubbio che ad aver tratto i maggiori benefici dai risultati della nona giornata di ritorno è stato il Matera, che con la vittoria esterna di Francavilla ha guadagnato un punto in media inglese sulle sue inseguitrici. Lotta a 3 quindi sempre accesa a 8 turni dalla conclusione. Oltre ai 2 preziosissimi punti conquistati, il Matera ha ritrovato a Francavilla l'autorità e il passo degni di una capolista, dimostrando che la battuta d'arresto di Nardò è stata solo uno spiacevole episodio. Concretezza, opportunismo e concentrazione sono state le armi vincenti dei biancazzurri al loro 7° successo esterno, un vero record che trova pochi eguali anche in campo nazionale. Se è vero che i campionati si vincono con i punti conquistati in trasferta, la vittoria finale non dovrebbe sfuggire a Filidoro e compagni. La nona di ritorno ha confermato le difficoltà del Policoro quando gioca in casa, ha ceduto il 10° punto, e il momento sì della Paolana, che con il 3° successo consecutivo si è portata a soli 2 punti dalla coppia Castrovillari-Galatina. È stato risucchiato in zona rischio anche il Nardò, sconfitto in casa dall'Acri al 2° successo consecutivo, per cui la lotta per non retrocedere riguarda, senza considerare l'ormai spacciato Corigliano, ben 6 squadre, 3 delle quali, Castrovillari, Schiavonea e Paolana, saranno prossime avversarie del Matera. Sulla carta dovrebbe essere un vantaggio per i biancazzurri, ma è meglio non snobbare eccessivamente tali avversari, a cominciare da quello di domenica prossima, il Castrovillari, che cercherà di rendere dura la vita alla capolista.